Acque agitate nel mondo calcistico di Venezia e Mestre. Se sulla sponda lagunare la situazione sta precipitando con la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro, il concreto rischio di fallimento e gli appelli dei tifosi e delle associazioni, in casa arancionera si sta allestendo la formazione che, a detta del suo presidente, sarà una delle protagoniste del campionato di Serie D. Ed è proprio per rispondere ad un comunicato ufficiale dell'associazione Venezia United, in cui si dice in sostanza che la prossima società erediterà i titoli e la storia delle società calcistiche veneziane, che il patron del Mestre scende in campo. Intendo comunque manifestare la nostra volontà, la nostra realtà fatta di progetti, fatta di ragazzi, fatta di un campionato che ci stiamo preparando ad affrontare nel modo migliore, fatta soprattutto di colori arancio-neri, e riteniamo che la presente società, la Cimestre, sia anche l'unica tra virgolette autorizzata a parlare di se stessa. Serena ha concluso sottolineando come oggi il Mestre sia diventato la prima realtà calcistica comunale, pur augurandosi una risoluzione positiva che porti a far rinascere anche la squadra veneziana, che a questo punto, dice ancora Serena, mi auguro ritorni all'originale nero-verde, lasciando l'arancione a chi ne ha diritto. Secondo me può essere l'occasione giusta di creare queste due società. Una esiste già, è la Cimestre. Mi auguro che anche domani ci possa essere un confronto con il Venezia nero-verde.